siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta. 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Cos'era il quarto Savona 15? Il quarto Savona 15 era il nome in codice della squadra di Giovanni Falcone e quindi mio marito. Quel giorno, quando tu hai ricevuto la notizia, quel brutto 23 maggio, dov'eri? Cosa stavi facendo? Allora io stavo nel nostro piccolo negozietto, perché avevamo un negozietto al centro, stavo con i bimbi dove ci aveva lasciato Antonio poche ore prima, quindi ha chiamato un'amica mia e sua e voleva sapere dove stava Antonio, al che io non lo dicevo, perché non dicevo mai mio marito quando stava fuori o era di scorta dov'era, ma lei insisteva. Poi alla fine ha detto: guarda Tina, c'è stato un attentato a Giovanni Falcone, volevo sapere se Antonio stava di servizio. Io ho chiuso la telefonata con lei e ho chiamato al 113. E il 113 c'era un ragazzo, ricordo ancora, che era stava confusissimo giustamente, quindi quando gli dissi chi ero lui mi disse: signori, io non lo so ancora, so solamente che è successo un macello. Eri felice del lavoro di tuo marito? Sì, sì. Io non ho mai detto vicino a mio marito cambia lavoro oppure non scortare Giovanni Falcone, perché io ho conosciuto Antonio nell'86 e quindi quando lui iniziò questo lavoro a Palermo e arrivò proprio per il maxi processo e ha conosciuto Giovanni Falcone, decise di entrare subito a far parte di quella scorta, perché lui aveva tracciato una tale identità antimafia.